Eccoci in studio, dunque ci occupiamo dell'anno che verrà. Benedetto Sapienza, quest'anno che verrà, soprattutto per quanto riguarda così, il tentativo, l'auspicio, il lavoro per affermare sempre di più la legalità, a partire dai più piccoli, perché voi nell'oratorio ovviamente accogliete anche i piccoli, proprio per spezzare questa catena così di violenza, le ripeto che è trasversale, non è solo di alcuni quartieri, ma è proprio diffusa, anche che ne so, nella viabilità, no? Non lo vediamo, sì. Anche quella è violenza, nel fatto di, che ne so, di parcheggiare in quarta fila o sulle strisce pedonali, anche quello è un gesto sicuramente non di civiltà ma anche di violenza. La prepotenza nel guidare, suonare, eccetera. Certamente vedo, come dicevo, dei segnali belli di speranza, anche se piccoli, ma dei segnali di luce anche in questo, abbiamo visto anche in questo Natale, no? Tanti ragazzi, giovani, famiglie che si sono avvicinati con la scusa dei regali, delle tombole, dei giochi, di momenti di fraternità, di momenti conviviali, di cene anche per le famiglie povere che assistiamo, e quindi io vedo una luce, perché grazie a tutte le forze, perché si lavora insieme, non solo la Chiesa presente con le tantissime parrocchie nel territorio, ma anche consultori, associazioni, l'amministrazione, le forze dell'ordine, tutto porta, si dice, acqua al mulino. Io penso vediamo che questo mulino, insomma, questo mulino macini bene, sempre di più. sta partendo con ingranaggi oleati, e quindi speriamo che parte con l'impegno di tutti noi, perché nessuno può dire non è mio compito, no, guarda, questa cosa non riguarda me, ma se noi, ognuno di noi vede qualcosa di negativo, è chiamato non a denunciare, perché diciamo, il confidente questura in questo caso è mal visto, ma a chiamarsi la persona, a dire che quella cosa non si fa, sbagliata. Poi naturalmente, se non si riesce, in prima istanza rivolgersi alle istituzioni. Assolutamente, le forze dell'ordine appunto sono per questo. Ludovica Intellisano, ho capito che ovviamente voi non vi fermerete al di là di qualsiasi, diciamo, poi insomma, decisione, continuerete con il vostro consultorio, lo studentato, insomma mi sembra abbastanza determinata anche l'azione della vostra associazione Non Una di Meno, insomma, e sempre rientra un po' nel discorso della legalità, no? Restare nell'ambito della legalità, ma agire, ecco, non sentirsi poco attivi, poco presenti. Sì, io penso che un po' ci dobbiamo augurare questo per il 2024, augurarci veramente di fare tutto il possibile per fronteggiare la violenza di genere sulle donne e la prevaricazione in generale. Noi il 16 dicembre abbiamo fatto una passeggiata a Raggiata con Non Una di Meno per le strade di Catania, abbiamo portato degli enormi pacchi dono sotto un albero di una delle piazze di Catania e sotto il comune, chiedendo educazione nelle scuole, chiedendo più consultori, chiedendo più soldi e più finanziamenti per i centri antiviolenza. Io penso che questi sono gli auguri che ci dobbiamo fare per il 2024, insieme alla consapevolezza che la violenza sulle donne ci riguarda tutte e tutti e ce ne dobbiamo fare carico e la dobbiamo combattere, perché è veramente un'emergenza e i numeri sono veramente preoccupanti, spaventosi. Spaventosi. Michele Mililli, come si spezza questa catena invece dello sfruttamento? Lei diceva che questi argomenti sono tutti legati, ed è vero, soprattutto sul lavoro. Sì. L'unico modo, noi crediamo come organizzazione sindacale, è quello della lotta e dell'organizzazione dei lavoratori, non ci sono altri mezzi, e quindi come organizzazione sindacale cercheremo di continuare appunto a organizzare i lavoratori, i migranti, ma non solo, affinché acquisiscano sempre più diritti. Ma per esempio io pensavo anche alle donne braccianti. Questa è una realtà di cui si parla poco, ma in realtà invece è anche lì un faro che si dovrebbe accendere.
Assolutamente sì, di queste 30.000 unità di cui parlavo prima, regolarizzate e contrattualizzate, più del 40% sono donne e spesso sono accompagnate anche da bambini che vivono in mezzo alle serre in condizioni veramente fatiscenti. E quindi sì, assolutamente, non si può parlare anche di violenza sulle donne senza citare il fatto che spesso le donne, oltre a subire quel tipo di violenza, subiscono anche quello dello sfruttamento lavorativo, e spesso le due cose sono collegate, purtroppo. Purtroppo, purtroppo. Ormai il nostro tempo è finito, non mi resta che ringraziare i miei ospiti e augurare a voi che ci avete ascoltato anche un buon 2024 di cambiamento e di legalità. Grazie.